Buongiorno, sono Carlotta Zaborra, urologa presso l'azienda Ospedale Università Padova. Vi presento le mie colleghe, la dottoressa Simonetta Fracalanza e la dottoressa Manuela Ingrosso. Questo breve video si inserisce all'interno dell'iniziativa Bollino Rosa, che ha lo scopo di sensibilizzare la salute della donna. Proprio a questo proposito ci teniamo a ricordare che il nostro reparto ha attivato 3 ambulatori gratuiti, volti alla prevenzione nell'ambito dell'urologia femminile. Questi ambulatori si terranno il 18 e il 19 aprile nelle nostre 2 sedi, il monoblocco e l'ospedale Sant'Antonio. Per la prenotazione è sufficiente inviare una mail all'indirizzo openweek.salutedelladonna@gmail.com. A questa mail risponderà un'ulteriore mail con un link che servirà proprio alla prenotazione nella data e nella sede che è più congeniale. Procediamo ora nel vivo di questo incontro. Abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste dalle nostre pazienti e che toccano le problematiche più comuni inerenti al benessere della donna. Lascio quindi la parola alla dottoressa Fracalanza e alla dottoressa Ingrosso che vestiranno i panni dell'urologa e della paziente. Buongiorno dottoressa. Buongiorno signora. Io sono una donna, perché dovrei venire dall'urologa? Perché contrariamente a quello che tutti pensano, l'urologia non è solo prostata, ma è quella branca della disciplina, quella disciplina della medicina che si occupa di tutti gli aspetti chirurgici e funzionali dell'apparato urogenitale, quindi sia nell'uomo che nella donna, perché anche lei ha 2 reni, 2 ureteri e una vescica, e ha un apparato genitale femminile che può andare incontro a alcune disfunzioni che tratta anche l'urologo. Quindi forse sono nel posto giusto. Io ho frequenti cistiti. Prendo certe volte delle bustine disinfettanti, ma senza beneficio, quindi ricorro all'antibiotico. Faccio bene? Allora signora, le bustine che lei prende, quelle magari monosomministrazione, che pensa siano solo un disinfettante, in realtà è proprio l'antibiotico e probabilmente lo prende non nella maniera corretta. Perché? Perché quando si è in presenza dei sintomi che possono far pensare ad una cistite, la cosa corretta da fare sarebbe innanzitutto conservare un campione delle sue urine nei barattolini sterili appositi, metterli magari nel frigorifero se ciò accade nel pomeriggio o nella sera e la mattina successiva portarli a fare un'analisi delle urine con un'urinocoltura in modo da poter così intervenire con l'antibiotico più corretto per il germe che in quel momento le sta causando l'infezione. Altrimenti corriamo il rischio di trattare non in maniera efficace la sua infezione. Se nel frattempo che attendiamo l'esito dell'urinocoltura lei sintomi li ha così importanti da non poter aspettare, quello che le raccomandiamo di fare è sicuramente bere tantissima acqua, intraprendere una terapia antibiotica empirica ed eventualmente nel momento in cui ha il risultato correggere l'antibiotico se quello non era quello più adatto o se invece, diciamo così, siamo stati fortunati e abbiamo utilizzato l'antibiotico più adeguato, passati 5 giorni dal termine della terapia, comunque ripetere un'urinocoltura per essere certi che effettivamente l'infezione sia stata eradicata. Ma come faccio a prevenirle? A prevenirle, allora generalmente delle corrette abitudini di vita possono in qualche modo aiutare moltissimo. Ad esempio bisognerebbe sempre bere almeno 2 litri di acqua al giorno, che non vuol dire bere tutto in una volta per poi dimenticarsi del problema, ma frazionare i 2 litri nel corso della giornata. Bisognerebbe non procrastinare la minzione, quindi nel momento in cui si sente lo stimolo cercare di andare ad urinare il prima possibile. Quindi una corretta abitudine sarebbe andare ad urinare circa ogni 2 ore, 2 ore e mezza se possibile. Altra cosa importante da fare è cercare di mantenere l'albo molto regolare, quindi se si è tendenzialmente stiptici bisognerebbe cercare di aiutarsi con dei fermenti o comunque con delle fibre in modo da avere un albo molto regolare. Altra cosa fondamentale è avere dei rapporti a vescica vuota, o ad esempio quando ci si pulisce in bagno dopo aver defecato cercare di farlo sempre nella maniera corretta da davanti a dietro. Queste norme in qualche modo aiutano. Se questo non è sufficiente esistono poi degli integratori che possono in qualche modo mantenere disinfettato la via urinaria, soprattutto la notte che è il momento in cui si urina e si svuota meno la vescica, o nei casi ancora
peggiori si può intraprendere un regime di profilassi antibiotica, ma questo poi è un passo successivo che prevede dei monitoraggi precedenti. La mia nipotina, subito dopo i rapporti sessuali, ha frequenti cistiti con febbre molto alte e alle volte anche un dolore alla schiena. Può avere qualche problema. Allora, signora, questi sintomi non sono da riferire proprio ad una cistite, perché la cistite non si accompagna mai a febbre alta, quanto piuttosto ad un'infezione dell'alto apparato urinario, quella che viene definita pielonefrite. Quindi è un'infezione del rene, che è una cosa molto più seria rispetto ad una banale cistite. E generalmente, se lei mi descrive che questo episodio avviene dopo i rapporti, quello di cui potrebbe soffrire sua nipote è una patologia congenita, nulla di maligno, è semplicemente una malformazione dell'apparato urinario che prevede il fatto che l'urina, che normalmente scende dall'alto, dai reni verso la vescica e non dovrebbe risalire in alto, in qualche modo sua nipote tende a risalire. Questo può causare dopo il rapporto la risalita di un'urina non più così sterile verso il rene, che è un organo che deve essere preservato da queste cose. Quindi quello che dovrebbe fare sua nipote è una visita urologica e le consiglieremo eventualmente degli esami da fare. Dottoressa, altra cosa, io sono una persona molto dinamica, però mi capita spesso di sollevare pesi o prendere in braccio i miei figli e di trovarmi bagnata, di avere un po' di incontinenza. Quale può essere la causa? Io ho avuto 2 parti. Allora, signora, non si spaventi, è una condizione che colpisce moltissime donne, anche giovani. È un problema fondamentalmente sommerso perché non se ne parla molto, ma in realtà colpisce una grossa quota della popolazione. Io lo vorrei risolvere. E certo, allora, quello che si può fare anche in questo caso come prima cosa è quello di cercare di avere delle corrette abitudini di vita, quindi ridurre l'abuso di alcolici, ridurre il fumo o meglio ancora eliminarlo, cercare di avere un peso corporeo corretto, soprattutto nel giro vita, perché qualunque aumento di peso o della circonferenza causa un aumento della pressione a livello del piano pelvico e anche in questo caso, come l'ho detto prima, cercare di urinare in maniera scadenzzata. Se queste cose non sono sufficienti, inizialmente si può fare quella che viene chiamata la ginnastica del piano pelvico, che si può fare in autonomia se si è capace, banalmente con l'utilizzo dei coni vaginali che si repertano tranquillamente in una qualunque sanitaria o sui siti di internet e che vanno tenuti all'interno della vagina un paio di ore e che in qualche modo rafforzano la sua muscolatura del piano pelvico. A volte è sufficiente, a volte no, e quindi si passa ad uno step successivo che potrebbe essere quello di affidarsi a dei centri di riabilitazione specializzati del piano pelvico che attraverso la fisiokinesiterapia in qualche modo la aiutano a fare questa ginnastica e a rafforzare questi muscoli. Se anche dopo tutte queste manovre il suo grado di incontinenza è tale da procurarle un disagio nella sua vita naturale, quindi le inficia un po' la qualità di vita, allora possiamo ricorrere a degli interventi chirurgici che sono assolutamente mini-invasivi e che prevedono l'utilizzo di alcune benderelle che vengono posizionate sotto quello che definiamo rubinetto, sfintere dell'uretra, e che fanno da sostegno e che vengono messe per via transvaginale. Ok. Però io ho anche un altro problema. Alle volte ho la sensazione di avere un peso, come se mezzo alle gambe? Sì, come se perdessi tutto. Ok. È una sensazione fastidiosa. Sono ancora giovane. Certo. Mi dà fastidio anche nei rapporti sessuali. Allora, quello che mi sta descrivendo probabilmente è quello che viene definito prolasso genito-urinario. Non perde niente per la strada, stia tranquilla, manda tutto su. E quello che sente è o l'abbassamento della sua vescica sulla parete vaginale anteriore, quindi non è la vescica che esce all'esterno, è solo la parete della vagina, oppure si associa anche il prolasso dell'utero vero e proprio.
In questo caso però bisogna assolutamente valutare che questa condizione non le stia causando dei problemi, o quindi dei problemi che vanno indagati a livello della sua capacità di svuotare correttamente la vescica. Quindi sarà fondamentale fare un'ecografia con valutazione del ristagno post-funzionale, e se questa risultasse patologica, o comunque se questo grado di prolasso le dà così fastidio, quello che possiamo fare è intervenire in maniera mini-invasiva o attraverso, a seconda del grado del prolasso, per via transvaginale, cercando di riportare in sede un prolasso lieve. Però così mi potrebbe dare un po' fastidio. No, non le dà fastidio, è una cosa assolutamente mini-invasiva che viene fatta in regime degli hospital, mixage, rimane con noi. Ok, si può. Oppure se il grado del prolasso è molto maggiore, possiamo fare un intervento di riportare tutto ciò che è prolassato nella sede naturale con una tecnica robotica, e quindi è un intervento di chirurgia generale ma assolutamente mini-invasivo, che le permette anche di risparmiare i suoi organi genitali sia interni che esterni. Questo non le causerà poi nessun fastidio nei rapporti sessuali, quindi le permetterà di avere assolutamente rapporti senza problemi. Okay. Ho un'amica che ha un problema di incontinenza, tende a bagnarsi appena apre un rubinetto oppure entra in casa e deve correre in bagno. Cosa potrebbe avere? Questo tipo di incontinenza è differente da quella di cui è affetta lei, che mi ha descritto prima, è quella che viene definita incontinenza da urgenza. Quindi diciamo che è la vescica che si svincola un po' da quelli che sono i normali meccanismi di controllo neurologici della vescica e che tende a contrarsi in maniera anomala. Allora in questo caso dobbiamo assolutamente accertarci che non ci siano delle patologie che portano a questo tipo di disturbo, quindi sarà mandatorio fare un esame urine, un'urinocultura, perché qualunque infezione può essere un irritante per la vescica, ma soprattutto escludere che non possa esserci una patologia neoplastica della vescica, che si esclude anche banalmente con un'ecografia innanzitutto e facendo delle citologie urinari. Banale esame delle urine che ci permette di vedere se nelle urine ci sono delle cellule anomale. Se tutto quanto viene escluso, possiamo definirla come una incontinenza da urgenza idiopatica, quindi senza causa, e che viene generalmente trattata inizialmente con dei farmaci che vengono presi in maniera ciclica e che tendono a mettere un po' a riposo queste spinte della vescica. Quindi deve prendere i farmaci a vita? No, allora, diciamo che la vescica si rieduca in un qualche modo, quindi si fanno cicli di terapie di qualche mese. Se funziona si può provare a sospendere il farmaco e riprenderlo nel momento in cui il sintomo dovesse ripresentarsi. E se non funziona? Se non funziona, innanzitutto ci sono diverse classi di farmaci da provare. Se poi non funziona, comunque esistono dei livelli successivi di terapia. Il primo tra questi è l'iniezione endoscopica, per via endoscopica all'interno del muscolo della vescica di tossina botulinica. Sappiamo tutti che il botulino è quello che mette a paralisi, che crea una paralisi dei muscoli, e quindi dosi standard e microdosi standard di tossina botulinica all'interno della vescica riducono queste contrazioni. Se anche questo non dovesse funzionare, o comunque dovesse funzionare in maniera transitoria, funziona in maniera transitoria ma poi le ripetizioni non dovessero portare a beneficio, possiamo passare ad un livello ancora ulteriore, che è l'impianto di un neuromodulatore sacrale, che è un dispositivo che ci permette di modulare l'attività della vescica. Quindi in qualche modo troviamo una soluzione. Dottoressa, io ogni tanto ho visto del sangue nelle urine. Mi devo preoccupare? Allora, non si deve inizialmente preoccupare, ma è un sintomo che non va sottovalutato. Tutti classicamente sono portati a pensare sangue nella pipì uguale infezione o cistite. Questo non è vero, perché è una delle cause, ma non è la più importante. Quello che bisogna escludere in presenza di sangue nelle urine è per esempio una neoplasia della vescica. Anche le donne? Anche le donne, certo.
perché no? La vescica delle donne è uguale alla vescica degli uomini. E quindi la cosa più importante è capire il soggetto che si ha di fronte, se ha dei fattori di rischio che possono portare allo sviluppo di un'eutanasia della vescica, in primis il fumo. Lei fuma, signora? Purtroppo sì. Ecco, la prima cosa da fare è smettere di fumare, non così come si dice di solito, ma in questo caso è proprio documentata una stretta correlazione tra fumo e numero di sigarette fumate e anni di esposizione al fumo e sviluppo della patologia neoplastica alla vescica. Pertanto sarà mandatoria un'ecografia delle citologie urinarie e sicuramente l'esame urina e l'urinocultura. Se tutto è negativo, non ci possiamo fermare con gli accertamenti, perché ogni qualvolta che si vede sangue nelle urine, anche un'unica volta, bisogna continuare con gli accertamenti e quindi bisognerà fare una esplorazione proprio de viso all'interno della vescica, quella che viene chiamata cistoscopia, cioè uno strumento molto sottile, anche in ambulatorio, si va all'interno della vescica e si guarda che non ci sia nulla di anomalo ed eventualmente si fa un attacco addome con mezzo di contrasto. Solo in questo caso, se tutto è negativo, possiamo escludere la presenza di una malattia vescicale. Però la mia mamma, in menopausa, alle volte trova la carta igienica macchiata di sangue. Anche lei potrebbe avere un tumore alla vescica? No, questa è un'altra cosa, non è sangue nelle urine, è uno spot ematico, diciamo così. Provi a chiedere a sua mamma se magari ogni tanto ha del bruciore quando si asciuga o quando cammina. Sì, ha la sensazione di avere una bottona. Ok, allora normalmente questa è quella che viene chiamata caruncola uretrale, una patologia assolutamente benigna, frequente, che è dovuta un po' ad una sorta di scivolamento verso l'esterno del rivestimento interno del canale urinario dell'uretra. Okay? Non c'è nulla da fare, se non, a meno che non sia così dolorosa o non vada incontro a perdite ematiche importanti, si lascia stare. Se diventa qualcosa di disturbante, allora si può asportare assolutamente in maniera semplicissima. Ma ha bisogno del ricovero? No, sicuramente deve venire in sala operatoria, ma è un intervento che viene fatto ambulatoriale, che è un regime di ambulatoriale. Grazie, dottoressa. Prego, signora.